Va ora in onda Filo Diretto. Buon pomeriggio a tutti, questo è Filo Diretto con il sottoscritto Matteo De Sio che sostituirà Antonino Danna, uno dei cavalieri che sostituirà Antonino Danna. Gli altri sono Marco Tognini, Pier Vittorio Scimia, Lorenzo Viviani, anche lui co-vincitore insieme ad Antonino Danna, avete sentito sicuramente. ehm, del vincitore del microfono d'oro con una grandissima rubrica come Chilometro Zoom. E oggi vi parleremo di due lezioni importantissime per l'Europa. Dopo le elezioni europee sono arrivate in Europa quelle francesi, abbiamo visto con la rassegna stampa la grande vittoria di Rassemblement National, e vedremo in piccola parte anche una piccola anteprima dedicata invece all'altra grande elezione nel Regno Unito. E ricordiamo sempre che se volete chiamare lo 02 92 94 7222, e invece per i WhatsApp 340 6709 659. Ricordatevi sempre che siete su Radio Libertà, visitate il sito radiolibertà.net e possiamo cominciare mandando la prima canzone per poi iniziare tutti insieme la rubrica e questo viaggio verso la sera.
E siamo ritornati qui in diretta su Radio Libertà. Cominciamo col parlare delle elezioni in Francia. Iniziamo prima con un contesto storico, come sempre, come facevo agli inizi di Radio Libertà, della mia presenza in Radio Libertà, con la Francia che, ricordiamo, è una repubblica semipresidenziale. Siamo anche in una Francia che è alla quinta Repubblica, una Francia che non viene definita, non so se avete notato anche nei giornali, come un paese pieno di barbari, come un paese pieno di personaggi discutibili, perché la Francia, come gli Stati Uniti, è la patria della democrazia moderna. Infatti anche l'Assemblea Nationale, quella per cui si è votato in questi giorni, è la patria, l'inizio, la prima Costituzione che abbiamo visto in Europa, con ovviamente ehm, diciamo le dinamiche moderne. Ehm, Abbiamo visto infatti una Francia che, con un articolo anche molto, molto, molto fatto molto bene, dell'Istituto Montagnier, spiega perfettamente come funziona il sistema politico francese, che consiglio la lettura. L'articolo, per fortuna, è in inglese, quindi è più accessibile rispetto a un articolo di Le Figaro o di Le Monde o Libération, che sono i giornali, i quotidiani invece in francese. E l'articolo di l'Istituto Montaigne spiega come la Francia, essendo una repubblica semipresidenziale, ha a sua disposizione delle elezioni che si tengono ogni 5 anni, con l'elezione di 577 membri del Parlamento. Il Parlamento è diviso in 2, con l'Assemblea nazionale e il Senato. Il Senato non segue le stesse regole dell'Assemblea nazionale, che possiamo quasi equipararlo a un senato come voleva il giovane all'epoca, primo ministro Renzi, perché è un senato che viene votato localmente ogni 3 anni. Invece la Camera, l'Assemblea nazionale, la Camera francese, è l'organo legislativo che ha più potere rispetto al Senato. È l'organo legislativo che alla fine, in caso di conflitto fra i due organismi, è l'organo legislativo che "vince", tra virgolette, le varie discussioni legislative, se tra i due organi non vi è una maggioranza. Quindi siamo anche di fronte a una repubblica semipresidenziale. Macron è l'attuale presidente della Repubblica, ma vi è anche, a differenza di una repubblica presidenziale come gli Stati Uniti, vi è anche un primo ministro che è nominato dal presidente della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha come poteri quello di poter sciogliere il Parlamento, come anche in Italia. Ha in mano il potere militare, diciamo l'esercito francese è in mano quindi al Presidente della Repubblica. Invece il primo ministro ha in mano le forze di difesa della Francia, quindi vi è una distinzione a parole piccola, però diciamo che uno ha il potere offensivo e l'altro ha un potere di difesa del territorio francese. In questo momento, dato che non vi è ancora un secondo turno, il primo ministro è del partito di Macron, un uomo di 35 anni che segue quindi le indicazioni di Macron. È il suo progetto politico, ehm, che possiamo dire ha fallito, se non è riuscito a mantenere, se non è riuscito a continuare il successo, il gradimento politico del presidente. Una Francia che ha non solo i territori all'interno dello Stato che conosciamo, del territorio in Europa che conosciamo, che vediamo anche nelle cartine geografiche, ma anche territori fuori dallo Stato nazionale, che però
dal 2022 non fanno parte più dell'Unione Europea, quindi sono territori a sé stanti che stanno diventando anche sempre più indipendenti rispetto alla madrepatria, però rimangono influenzati. Una Francia che è stato, come sicuramente avete studiato anche meglio di me, è stato uno stato colonizzatore, e la Quinta Repubblica, tra l'altro, questo ordinamento che hanno attualmente, viene proprio come difesa dal periodo colonizzatore. Infatti, dopo la seconda guerra mondiale, la Francia perse il suo il controllo in Vietnam, perse anche piano piano tutte le sue colonie in Africa, e la Quinta Repubblica si manifesta nel 1958, quando serve al primo ministro e presidente francese più potere quindi per l'esecutivo, più potere per il primo ministro, che deve difendere il territorio, in quel momento ancora francese, da parte dei ribelli algerini, che nonostante questo riusciranno a conquistare l'indipendenza per lo Stato africano, ed è uno degli ultimi territori africani che perderanno i francesi, e anche uno degli ultimi territori che in quel momento possedevano i francesi. Nonostante infatti le difficoltà della seconda guerra mondiale, hanno resistito fino agli anni 60 con grandi territori al di fuori del territorio europeo, al di fuori dello Stato europeo. Quindi una Francia che storicamente, ricorderete, anche l'Assemblea nazionale viene proprio dalla pallacorda, dalla sala della pallacorda in cui si riunirono i borghesi e i rappresentanti del terzo Stato, quindi i borghesi più le classi meno ambienti della Francia, per cercare di mantenere, di conquistare, anzi in quel caso, il controllo politico. Una Francia che è rimasta sempre molto attenta alle questioni politiche, abbiamo visto anche recentemente i gilet gialli. Una Francia che quindi ha deciso, con le elezioni europee, di votare Rassemblement National, quindi un partito di destra, alcuni definiscono addirittura di estrema destra, un partito che viene da una tradizione lunga, addirittura dagli anni 70, con il padre dell'attuale presidente Marine Le Pen, il padre Le Pen, che voleva riunire sotto il suo comando, sotto il suo controllo, tutte le destre francesi, con un simbolo che addirittura vi è un po' d'Italia per due motivi in questo rassemblement. Prima era il Front National, poi diventa Rassemblement National. Vi sono due derivazioni dall'Italia. La prima è per il simbolo di Fronte National, che viene dal Movimento Sociale Italiano. Hanno entrambi questa fiamma tricolore come simbolo, e l'attuale copresidente, diciamo, è Bardella, il giovanissimo Bardella, che abbiamo visto anche nei vari eventi della Lega. Io ho assistito dal vivo al suo video, diciamo, al video messaggio che aveva gentilmente eseguito per salutare i leghisti all'inizio della campagna per le elezioni europee, quando noi della Lega e noi di Radio Libertà abbiamo partecipato all'evento della Lega sul politicamente corretto. Un Bardella che in tutte le immagini è molto un ragazzo di 31 anni che sembra molto senza fronzoli, austero, ed è giusto anche che la destra, la politica, torni ad avere personaggi del genere, quindi che non si fanno influenzare dalle mode del momento, ma che mantengono uno stile
anche un modo quindi anche di porsi verso la popolazione, uno stile diciamo contenuto. Bardellà che anche lui ha origini italiane di famiglia, un Bardellà che nel 2022 diventa ufficialmente il presidente del partito Rassemblement National, un Rassemblement National che quando all'epoca era Front National, era denominato Front National, non aveva mai avuto questi ultimi risultati in queste 2 ultime elezioni legislative. All'inizio per anni sono stati pochi i deputati eletti direttamente dal partito. Solo nel 2002 si riuscì, il partito riuscì ad arrivare a giocarsi il secondo turno contro il presidente socialista Chirac, ma non riusciranno a vincere poi le elezioni, anche perché ogni volta, come abbiamo visto anche nel 2022, ogni volta il sistema politico francese si riunisce per cercare di evitare un presidente della Repubblica di estrema destra. Di destra si è visto un presidente di centrodestra come Sarkozy. Sarkozy è stato uno degli ultimi presidenti di centrodestra. Sarkozy, ricorderete anche, è stato il presidente francese, il presidente europeo che insieme ad Angela Merkel ha sfiduciato in pratica nel 2011 all'epoca presidente Silvio Berlusconi. Una Francia che però negli ultimi anni si sta avvicinando alla destra anche per le gravi mancanze che ha manifestato il presidente Macron. Quindi perché Bardella non avrebbe potuto essere in questo momento candidato alla presidenza della Francia, ma solo come primo ministro? Perché per il partito Front National e attualmente Rassemblement National, la candidata alla presidenza sarebbe l'amica per la Lega Marine Le Pen. Marine Le Pen, che quindi sarebbe lei la candidata alla presidenza e il primo ministro designato sarebbe quindi Bardella, il giovane Bardella, che magari in un futuro ma anche prossimo probabilmente prenderà il controllo del partito, ma ora sono solo supposizioni. Un Rassemblement National che nel 2000 una pausa, mi dicono direttamente alla regia, per poi continuare sulle elezioni francesi e successivamente quelle inglesi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Continuiamo la Zoom, la rubrica di oggi dedicata alle elezioni europee, possiamo dire, ma se volete ovviamente sui messaggi di WhatsApp potete chiedere al sottoscritto o in generale qualunque tipo di argomento. Ricordiamo il numero di WhatsApp della radio è il seguente: 340 6709 659, in cui potete mandare un vocale, o è più facile anche per noi, per tutti noi che facciamo i programmi alla radio, è più facile il messaggio scritto testo. Ma ringraziamo in ogni caso l'attenzione e l'ascolto di tutti voi radioascoltatori. Continuiamo quindi con una Francia, ritorniamo al discorso, con una Francia che si avvicina alla destra in questi ultimi anni, anche perché avete sicuramente letto le notizie di professori che vengono mutilati se magari nominano i profeti di religioni musulmane, il grande profeta Maometto, persone che si trovano in difficoltà
nei vari quartieri. Anche questo bisogna notare, non è solo questione ovviamente di personaggi appartenenti alla religione musulmana o alle ex colonie che provocano difficoltà, che provocano disagi, che provocano morti e feriti ai cittadini francesi. Il grave problema è che i cittadini delle colonie francesi non si sono integrati con i cittadini che invece vivevano da sempre all'interno dello Stato francese. Quindi non vi è un'integrazione fra le due tipologie di comunità, ed è un grosso problema, soprattutto perché in città, nella capitale ad esempio come Parigi, nella capitale Parigi vi sono quartieri dedicati proprio, che sono proprio abitati solamente da minoranze, solamente da persone che sono magari che addirittura o vengono dagli stati africani e musulmani, oppure che sono di seconda o terza generazione. Una spiegazione anche del perché, sicuramente lo avete letto, però per rinfrescare la memoria, del perché siano avvenute le elezioni subito dopo le europee, perché Macron ha constatato che la maggioranza, che il sentimento popolare è cambiato rispetto al 2022. In soli 2 anni Macron è riuscito a perdere la maggior parte del consenso popolare, un Macron che ha deciso di istituire, di indire le elezioni, prima di sciogliere il Parlamento e poi di indire le elezioni velocemente, tra l'altro, perché ricorderete le elezioni europee sono avvenute agli inizi di giugno. Neanche in 3 settimane i vari partiti hanno dovuto rimodulare le campagne elettorali al fine di poter avere dei programmi per le elezioni nazionali francesi. Quindi un Macron che in tutta fretta ha cercato di indire le elezioni parlando di elezioni al fine di difendere la Francia per una addirittura paurosa fine per la Francia, secondo lui, perché il rischio era di finire nelle mani della destra, come poi tra l'altro è successo, come avete visto anche nei risultati. Siamo passati dal 31% circa delle elezioni europee per Rassemblement National di Bardella e Le Pen a un 34% nel primo turno. Le elezioni francesi sono in 2 turni. Ora si dovrà votare per il ballottaggio, per un secondo turno in cui le varie coalizioni possono senza alcun tipo di limitazione unirsi per decidere quale schieramento poi vincerà le elezioni legislative, quindi francesi. Per questo Macron ha chiamato anche a una "mocchiata", tra virgolette, come abbiamo visto anche nella rassegna stampa di oggi di Antonino Danna. Abbiamo visto un Macron disperato, anche perché il suo partito ha perso ha perso la maggioranza dei voti, si è dimezzato praticamente il consenso, se non di più, rispetto alle elezioni precedenti. Ha perso Abbiamo visto anche che ha perso il consenso ovviamente nelle elezioni europee, e ora con queste elezioni nazionali la sinistra francese guidata da Mélenchon, che però non è molto gradito da tanti appartenenti alla sua stessa coalizione, la sinistra francese che ha guadagnato tanti voti. Sembra alla fine queste elezioni francesi, sembra decretare la fine del centro francese, quindi possiamo dire che queste elezioni europee hanno decretato anche la scomparsa quasi politica dei due figli di Obama, Renzi in Italia e Macron in Francia. Quindi un importante risultato. Abbiamo visto come tra l'altro in Francia
le politiche sull'immigrazione appoggiate da Bardellai, quindi dal Rassemblement National, sono state anche avvallate dal ministro di centrodestra, che ha aiutato il Front National con anch'egli politiche legate a una facilitazione nel poter deportare qualunque personaggio politico eh, non, non incline, diciamo, un immigrato irregolare, un immigrato regolare anche che metta in pericolo la sicurezza della Francia, quindi persone negative che possono, quindi il ministro ha aiutato con queste politiche, ha facilitato con queste politiche, con questi nuovi decreti, la deportazione di francesi per poter, non di francesi, scusate, di immigrati regolari e irregolari, per cercare di mantenere anche la sicurezza all'interno dello Stato francese. Scusate un attimo la confusione, ma sono tanti concetti tutti insieme da potervi, si spera, spiegare nella maniera più corretta. Un'altra notizia è anche quella di una Francia che si trova quindi tra due, questo quasi uno schema bipartitico, quindi con un centro che rimane sempre più ininfluente, un Macron che è costretto a cercare l'appoggio della sinistra francese, un Macron che rischia probabilmente di avere un primo ministro quindi non appartenente al suo partito. E si rischia di avere quindi una coabitazione. L'ultima coabitazione è avvenuta. Una telefonata direttamente. Grazie, quindi vi ascolto. Sì. Pronto? Certo, pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Chiamo Mimmo, sono un elettore, ho votato per la Vannacci, la Sardone e Ciocca. E niente, spero che si trovano degli accordi sia con Orban che con la Le Pen per cercare di restituire la libertà ai popoli, noi, alle nazioni che ci governiamo, specialmente col sistema bancario, di ritornare con un sistema bancario nazionale che possiamo decidere la nostra economia e vivere con le nostre cose, avere pazienza. Giusto o no? Sì, grazie. Perché non si può campare con 1.000 euro, perché qui questo sistema bancario di questi braccio corto, che questi signori qua non mi aumentano il parametro, cioè serve il salario minimo, bisogna aumentare, non si può vivere con 7 euro l'ora all'ora. Grazie della chiamata, grazie anche del messaggio, quindi una vicinanza a questo partito conservatore europeo. Penso che sia questo poi alla fine quello che sarà la missione di queste elezioni europee, avere un partito conservatore europeo con una Lega vicina ad Orban, vicina al Rassemblement National della Francia e vicina a tutti gli altri partiti di destra, per cercare di avere una politica comune, un fronte comune, come abbiamo visto anche durante le elezioni europee, per aiutare i cittadini europei, per non essere succubi di una sinistra che riesce sempre ad avere anche l'appoggio dei più moderati, e quindi una sinistra che sa e ha fatto meglio della destra negli ultimi anni nelle varie coalizioni europee. Quindi probabilmente anche questo è il messaggio finale che auguriamo sia il sottoscritto sia l'ascoltatore, una destra europea unita. Continuando con le elezioni francesi che ripeto, rischiano di avere una coabitazione, quindi un presidente della Repubblica e un primo ministro di due diversi partiti. Molto molto importante questo, perché non avveniva dal 1997,
successivamente si è sempre avuto un presidente, ad esempio, socialista e un primo ministro socialista. Per questo queste elezioni hanno segnato quindi un punto di svolta importantissimo. Vedremo con il secondo turno cosa avverrà, però ringraziamo anche i cittadini francesi per averci dato questa gioia politica. Ovviamente non è che ci sarebbe da stappare lo spumante, però da essere contenti che gli elettori francesi hanno delle idee simili a quelli alle nostre, i nostri cugini francesi europei. Una Francia che tra l'altro ha visto con le elezioni anche il problema anche per la Francia, che adesso devono constatare anche con le elezioni, sono anche come dicevo, i territori extraeuropei, perché sono in subbuglio, oltre a essere, come dicevo prima, indipendenti ormai sempre di più rispetto alla madrepatria, sono territori che sono in un subbuglio politico e in generale in difficoltà rispetto alla madrepatria. Una madrepatria che con Macron non si è mostrata anche lì vicina ai territori extraeuropei. Macron che spera nella mucchiata, e un Rassemblement National che invece abbiamo visto vicino alle idee della Lega, un Rassemblement National che una chiamata, quindi grazie, prego. Sì, allora io volevo fare questo commento qua, ascoltando, Certo. mi era venuta in mente una cosa. Nel coro della Decchi, Manzoni sottolinea il fatto che noi, volgo sperduto che nome non ha, aspettavamo la discesa di Carlo Magno per liberarci dai Longobardi. Esatto. No? Non Sì. è che per caso rischiamo la stessa illusione con questa storia di Marie Le Pen? Non è che, cioè, dobbiamo essere noi a liberarci, non aspettare che arrivi lo straniero, che poi è un attimo, lo straniero ci mette 2 secondi a diventare il nuovo oppressore, Sì. come fece Carlo Magno. Adesso ascolto via radio, io sono Berengario in Subrico da Roma. Grazie. Grazie del messaggio culturale. La Francia, purtroppo, tra virgolette, la Francia o comunque i governanti precedenti, Carlo Magno, Napoleone, ma anche i vari re, purtroppo hanno governato più volte i territori italiani. No, ma non è che abbiamo bisogno dell'impulso francese, anche perché per fortuna in Italia governa il centrodestra. Semplicemente l'augurio mio e di altri è che le elezioni francesi possano dare un impulso non all'Italia ma al resto dell'Europa per virare a destra, per avere quindi, si spera, politiche più vicine ai cittadini, più vicine ai problemi di tutti, per risolverli insieme, per avere anche il problema, magari più che l'influenza francese diretta, è magari un'influenza culturale, ideologica del Partito Conservatore Europeo, che potrebbe assottigliare, assimilare ogni idea senza distinguere tra Italia, Francia e gli altri paesi. Servono delle idee comuni, però che rimanga la nostra identità d'Italia, che rimanga la loro identità francese. Infatti Bardella e Rassemblement National fanno parte di questa ideologia francese della identitaria, fanno parte dei concetti filosofici, magari ne parleremo la prossima puntata. Non so quanto possa interessare, però mi sembra uno spazio culturale molto importante per la prossima puntata. Seguono le idee del filosofo francese Alain de Benoist e della nuova destra, quindi parliamo di una Francia che ha preso dall'Italia, quindi influenzata dal movimento sociale italiano, ha preso quindi dai discendenti, diciamo, chiamiamoli così,
dai nostalgici del partito fascista. Una chiamata, dalla regia mi dicono una chiamata, prego. Ciao Matteo, Mauro da Reggio. Un saluto. Quindi il fatto che la Le Pen con il Rassemblement National abbia fatto questa messa di voti è molto positivo, perché chiaramente i francesi hanno capito e si sono mossi, però bisogna sempre stare attenti. Il fatto che Macron abbia decretato in fretta e furia le elezioni può essere figlio di un pensiero che, tra l'altro, e qua vado sull'economico, perché la situazione della Francia non è per niente buona, visto che le importazioni superano chiaramente le esportazioni in procedure di infrazione. Per cui certe volte, secondo me, Macron ha detto è meglio perdere una battaglia per poi vincere la guerra, perché se vince il Rassemblement National si troverà di fronte una tempesta economica a cui fare fronte, e quello potrebbe portare la destra a essere poi rifiutata nell'arco di un anno o di due. È la stessa identica cosa che è successa a noi, perché noi abbiamo il centrodestra unito, ma il centrodestra è morto quando è morto Berlusconi. Noi come Lega ci troviamo di fronte a un Tajani che è nettamente per il Partito Popolare e a una Meloni che praticamente ha preso il virus che prendono tutti quelli che sono gli underdog, no? Quelli che sono sempre stati nella polvere, è salita su un mattone, e per cui ha capito che il potere gli piace e farà di tutto, ti dico di tutto, perché non mi serve avere un commissario di peso, perché se le elezioni europee sono quelle con la von der Leyen, ancora una corrotta con 71 miliardi di vaccini che non si sa come siano andati, e addirittura prima, quando era ministro delle forze armate, c'è stato un via va da far paura, noi ci troveremo per forza sempre dentro a questi problemi, perché ricordati, l'Unione Europea non c'ha democrazia, il Parlamento ratifica e basta, è una trappola perfetta in cui la terza economia, l'Italia, in 30 anni è stata completamente svuotata e in ginocchio. Gli italiani sono rassegnati ormai, perché la mancanza è dovuta a quello. Siamo un popolo vecchio, e io ti posso dire, ci sono 25 milioni di italiani che non ce la fanno. Adesso anche con l'energia elettrica che è stata privatizzata non si fa così. Non è che la privatizzazione ti fa abbassare i prezzi. Quelli che sono i beni primari, l'energia, il petrolio, il gas, il petrolio, l'energia elettrica, sono da nazionalizzare con un prezzo costante. Non c'è niente di male. La liberalizzazione di Bersani e compagnia ci hanno portato tutti a questo, perché siamo praticamente distrutti. Ciao. Grazie per l'intervento. Veramente interventi tutti sempre, grazie, vi ringrazio, radioascoltatori sempre sul punto. Sì, infatti sono d'accordo sul discorso dell'Europa, anche perché poi siamo più o meno tutti in questo caso, per fortuna, di un'opinione simile, un'Europa che ha messo in difficoltà l'Italia, o non ha aiutato l'Italia. Comunque questa è anche può essere un'altra chiave di lettura, non ha aiutato l'Italia nei momenti di difficoltà. Come ha detto giustamente il radioascoltatore, come ha detto anche sì, il radioascoltatore, molto importante il discorso legato all'età degli italiani, perché come sono arrivate le ultime statistiche dell'Istat, ci sono più italiani over 65 che under 25. Sì, mi han fatto presente di migliorare sulle pronunce francesi? Assolutamente, avete ragione. Sono un attimo fuori fuoco sul francese, però era veramente, sto puntando più sul contenuto, si spera che sia buono,
e per favore perdonatemi sulle pronunce. Però ringrazio, perché in realtà le pronunce dovrebbero essere sempre dette in maniera corretta. Allora, poi dicevamo la Francia, quindi il rischio è quello, come ha detto anche il radioascoltatore, della mucchiata. Infatti possiamo dire che è stato anche un azzardo di Macron per cercare di avere una mucchiata, quindi tutta un'alleanza sia dalla sinistra sia del centro per arginare la destra. Quindi è questa la grande sfida che adesso vedrà in questa settimana. Non credo che si possa fare molto, però in questa settimana il partito di Bardella dovrà cercare di avere degli alleati per trovare una quadra, per trovare i voti, per puntare a una maggioranza all'interno del Parlamento francese. L'altra grande elezione è quella che vedremo il 4 luglio invece nel Regno Unito, con Sunak a capo del Partito dei Conservatori, un Sunak che non è molto apprezzato all'interno del Regno Unito, un Sunak che negli ultimi sondaggi è sempre più in calo, ma un partito conservatore che in realtà nel Regno Unito governa da quasi 14 anni. Un Regno Unito che abbiamo visto uscire dall'Europa con la Brexit, un Regno Unito che esce dall'Europa grazie ai conservatori, grazie anche a un personaggio quasi da cabaret, Nigel Farage. Un Regno Unito che anch'esso si trova in difficoltà economica. Secondo il primo ministro inglese Sunak, ricordiamolo sempre, un miliardario che è riuscito ad arrivare alla prima carica dello Stato, un primo ministro che parla di difficoltà economiche solo per colpa del Covid, quindi non difficoltà strutturali, ma difficoltà legate a eventi esterni. Un primo ministro che dovrà fronteggiare gli altri partiti. Sembra che il partito laburista abbia circa il 20% e possa mettere in difficoltà il partito conservatore. Un Regno Unito che probabilmente vedrà anche quindi un cambiamento nel panorama politico, un Regno Unito che quindi finirà per essere legato al centro e al centro-sinistra. Tra l'altro una curiosità, una pillola: i partiti del Regno Unito sono partiti anziani, tra virgolette. Addirittura il partito conservatore ha origini nel 1700, un partito conservatore che ora negli ultimi anni ha avuto come capi di partito Cameron, ricorderete, il primo ministro che pensava anche di poter rimanere, addirittura lui era uno di quelli che pensava di poter rimanere all'interno dell'Europa, e anche per questo ha indetto il referendum sulla Brexit. Abbiamo visto anche Theresa May, un personaggio di basso profilo. Per fortuna è stato poi sostituito anche ella da Boris Johnson. Lui invece è un personaggio un po' pirotecnico, un personaggio che parlava di finalmente un periodo buono per il Regno Unito nel 2020. La sfortuna lo ha accompagnato, perché nel 2020, come sapete tutti, è arrivata la pandemia. Un Regno Unito quindi che come anche il resto dell'Europa si trova in difficoltà su temi legati alla sicurezza. Vi sono tantissime notizie, se cercate
di una Londra ormai in mano al crimine, dove è facile ricevere regali, tra virgolette, come una bella coltellata. Troviamo di fronte a un Regno Unito che anche il Regno Unito si trova davanti a a un'inflezione fortissima come il suo amico anglosassone, Stati Uniti. Quindi troviamo di fronte ai due grandi stati che controllano, tra virgolette, l'Atlantico, come Inghilterra e Stati Uniti, e entrambi hanno difficoltà di inflazione, hanno difficoltà economiche. Un Regno Unito che vedremo il 4 luglio, cercando in rete, i partiti stanno facendo ancora campagna elettorale, ma non sembrano, adesso poi cercheremo sulla BBC, ma non sembrano così ligi nel rendere chiari le loro idee politiche. Sembra quasi che sembrano quasi elezioni soppiantate proprio sia da quelle americane, come importanza, sia da quelle francesi. Vedremo adesso poi cercando BBC, cercando anche tutti i vari agenzie di informazione, dopo l'ultima pausa, cercheremo anche tutte le notizie legate sia alle elezioni, sia poi anche con cui Parlamento, in cui intervisteremo l'onorevole Andrea Barabotti, che parleremo insieme del DL Coesione. Pausa, grazie. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E siamo ritornati qui. Prima qui su Radio Libertà, prima vorrei mostrarvi la rassegna stampa, diciamo, una mini rassegna stampa pomeridiana sulle agenzie stampa come l'ANSA, che apre con la Corte Suprema che concede a Trump l'immunità, ma solo per gli atti ufficiali. Quindi finalmente possiamo avere un Trump certo di partecipare alle elezioni, un Trump che finalmente si toglie un grosso peso anche per la campagna elettorale negli Stati Uniti. Poi un'altra notizia, sempre sull'ANSA, sempre sulla prima pagina, Verdi europei a von der Leyen, noi non in maggioranza con ECR. I vertici del gruppo dei Verdi hanno avuto un incontro con la Presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen. L'incontro si inquadra nella girandola di colloqui che von der Leyen sta organizzando in vista delle votazioni dell'Eurocamera sul suo secondo mandato alla guida del palazzo Bar-Lamont. Abbiamo avuto un incontro molto costruttivo nel quale abbiamo discusso sulla possibilità di maggioranza stabile democratica nell'Eurocamera. In ogni caso abbiamo detto chiaramente che i Verdi non saranno parte di una maggioranza che negozia o fa affidamento sull'estrema destra. Tutto questo l'ha detto il co-presidente dei Verdi, Bah Eiku, al termine dell'incontro con Ursula von der Leyen. Quindi, altra notizia sempre dall'ANSA, l'ANSA che parla anche di una Francia-Belgio che in questo momento stanno giocando, sì, in diretta, l'Europeo. Le notizie invece dell'ultima ora, Giorgetti su Team verso soluzione problemi storici dell'Italia. Il closing di oggi è il primo pezzo di un puzzle della soluzione degli storici problemi di questo paese, è un passaggio chiave per il riassetto del sistema telecomunicazioni italiano. Il governo interviene in un settore strategico con una grande operazione politica industriale che tra l'altro mette in sicurezza Team e i suoi lavoratori. Così il ministro dell'economia Giorgetti sul perfezionamento della cessione di Netco a KKR. Questa è notizia di Giorgetti della Lega, una grande notizia sia per l'Italia sia per lavoratori. Altra notizia in Azerbaijan, Shabanov, Azerbaijan determinato a muoversi verso rinnovabili. Siamo contenti anche di questa notizia dell'Est Europa. Ultime notizie sempre dedicate all'ANSA, lo spread di BTP e Watt in deciso calo con il voto francese, scende di 7,4 e 5,8 punti a quota 150-74, salgono i rendimenti. Il voto francese allenta le tensioni sui titoli di Stato transalpini e quelli italiani, contagiati dai cugini d'Oltralpe dopo le elezioni europee. Lo spread tra BTP e Bond si è ridotto di 7,4 punti base a quota 150, mentre quello degli OAT francesi e decennale tedeschi ha ceduto 5,8 punti a quota 74. Quindi un'altra notizia positiva, i mercati quindi rispondono positivamente alle elezioni europee e alle elezioni francesi. Salgono invece in tutta l'Eurozona i rendimenti dei bond sovrani, nonostante il dato incoraggiante dell'inflazione tedesca infrenata al 2,2% a giugno. Il BTP è salito di 3 punti base al 4,1%, l'OAT di 5 punti base al 3,34%, mentre il bond è di quasi 11 punti base al 2,6%. Perfetto. Un'altra notizia sempre dedicata agli Stati Uniti: Bannon si presenta in carcere, sono prigioniero politico, nessun rimpianto, sono orgoglioso di quanto fatto. Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, questo invece interferisco io, metto una parentesi. Steve Bannon è lo stesso che ha cercato anche in Europa di
permettere di propagandare anche le idee della destra statunitense anche in Europa. Quindi Steve Bannon, ideologo possiamo chiamarlo più che stratega, di Donald Trump alla Casa Bianca. Si è costituito, quindi torniamo alla notizia, si è costituito alla prigione federale a bassa sicurezza di Danbury nel Connecticut per scontare una pena di 4 mesi per oltraggio al Congresso nell'indagine sull'assalto al Capitol, al Congresso, quindi del 6 giugno 2021. Sono un prigioniero politico, ha detto Steve Bannon ai giornalisti, sono orgoglioso di andare in prigione oggi. Non solo non ho rimpianti, sono orgoglioso di quello che ho fatto, ha aggiunto. Quindi uno Steve Bannon battagliero, uno Steve Bannon che ricordiamo essere quindi legato alla destra trampiana, ma non più nel suo staff, quindi non più una diretta influenza, non ha quindi nessun legame con il candidato alle presidenziali del Partito Repubblicano. Una notizia invece proprio dagli Stati Uniti, un'altra notizia: Blinken, l'Europa sosterrà la NATO nonostante l'ultradestra. Il segretario di Stato USA, sono fiducioso. Anthony Blinken si è detto fiducioso che l'Europa continuerà a sostenere la NATO nonostante l'avanzata all'estrema destra in molti paesi, fra cui la Francia. Lo ha detto il segretario di Stato americano a margine di un evento ai think tank di Washington Brookings Institute, al think tank di Washington Brookings Institute. Ok, quindi un Blinken che porge il ramoscello d'olivo, anche perché poi non è detto che sia lui l'omologo a cui interfacciarsi per gli europei, probabilmente dopo le elezioni di novembre. Un'altra notizia, ecco, questa invece è dedicata all'Italia: effetti incentivi a giugno più 15% le immatricolazioni auto. CSP dirottare su elettriche i fondi residui, la domanda c'è. Effetti positivi degli incentivi sulle vendite di auto in Italia: nel mese di giugno sono state immatricolate 160.046 vetture, con un aumento del 15% rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi 6 mesi dell'anno, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 886.386, con un incremento del 5,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. In crescita Stellantis, che ha immatricolato a giugno in Italia, secondo le elaborazioni Dataforce, 48.254 auto, l'11% in più dello stesso mese 2023. La quota di mercato è in calo dal 3,1% al 30,1%. Nei 6 mesi le auto vendute del gruppo sono 283.642, in crescita dell'1,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. La quota è pari al 31,9% a fronte del 33,2% del 2023. Il buon risultato di giugno, spiega il centro studi Promotor, è dovuto esclusivamente alle immatricolazioni di auto elettriche, grazie ai generosi incentivi varati dal governo, graditi dal pubblico, anche perché arrivano a un massimo di 13.750 euro, una cifra superiore alla metà del prezzo delle auto elettriche più economiche offerte sul mercato italiano. Il CSP ricorda che è ancora disponibile il 23% dello stanziamento per le auto ibride e il 45% dello stanziamento per le auto tradizionali con emissioni da 61 a 135 grammi di CO2 al chilometro, per un totale di 247 milioni, e sostiene che queste risorse dovrebbero essere utilizzate per rifinanziare gli incentivi per le auto elettriche, anche perché le prospettive per i prossimi mesi non sono positive. Bene, quindi un'altra notizia per ora positiva sulle immatricolazioni dell'auto. Vedremo in futuro se saranno invece giustamente negative queste grandi previsioni. Vedremo. Intanto passiamo all'AGI, all'agenzia AGI Italia. Le ultime notizie, sempre dedicate alla prima notizia Trump. La Corte Suprema USA concede a Trump la parziale immunità. Secondo l'ex presidente si tratta di una grande vittoria per la democrazia. Con un'attesa sentenza, la Corte Suprema americana ha concesso a Donald Trump l'immunità parziale per il processo che lo vede imputato per aver cercato di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali provocando l'assalto a Capitol Hill il 6 giugno 2021.
Quindi l'ex presidente ha esultato dicendo che si tratta di una grande vittoria per la democrazia, mentre la campagna elettorale del presidente Joe Biden ha sottolineato che la sentenza di oggi non cambia niente. Trump è candidato alla presidenza, ma è stato condannato per la stessa ragione per cui è rimasto seduto a guardare mentre la folla attaccava violentemente il Campidoglio. Pensa di essere al di sopra della legge ed è disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere e mantenere il potere per se stesso. Secondo la Corte, che ha una maggioranza repubblicana, l'immunità vale per le azioni ufficiali, ma non in quelle non ufficiali. Un ex presidente ha diritto all'immunità assoluta dai procedimenti penali per gli atti che rientrano nella sua autorità costituzionale conclusiva e ancora ha diritto almeno all'immunità presuntiva dal processo giudiziario per tutti i suoi atti ufficiali. Ma non esiste immunità per gli atti non ufficiali, sottolinea il parere concordato con 6 voti contro 3, quelli dei giudici progressisti. Quindi una Corte Suprema con, tra l'altro, giudici che sono stati nominati anche direttamente da Donald Trump, però una Corte Suprema che quindi riesce a mettere finalmente fine a tutti i vari discorsi dedicati a una possibile campagna elettorale finita per Donald J. Trump. Altre notizie direttamente da AGI che sono quindi ci sono i conti pubblici del MEF che a giugno hanno un fabbisogno che sale a 13,4 miliardi, i decreti fiducia, ritmi serrati in Parlamento prima delle ferie. 2 notizie di fila dedicate a questi decreti. Kenya invece, fonti ufficiali, ci sono addirittura 39 morti nelle proteste. Una notizia questa invece molto triste. Altra notizia, sempre simile a quella precedente per i Verdi, che non vogliono entrare in negoziati con altri membri del Parlamento europeo, sono incontrati con la von der Leyen, quindi i Verdi che appoggeranno la von der Leyen. Per questo quindi è importante cercare di mantenere anche in Europa chiare le composizioni dei vari schieramenti, quindi chi sta con la von der Leyen sta anche con i Verdi che appoggiano direttive molto molto negative per le famiglie europee e italiane. Sono i Verdi quelli che stanno spingendo per le case green, che come abbiamo visto anche con l'europarlamentare Tovaglieri, sono direttive che rischiano di far spendere tanti soldi ai cittadini europei. Si parla sempre di possibili finanziamenti per queste case, ma ricordiamoci sempre che i finanziamenti arrivano direttamente dalle nostre tasche. Un'altra notizia direttamente dagli Stati Uniti: la famiglia esorta Biden a rimanere in corsa per la Casa Bianca. Questa sicuramente anche l'avete vista la mattina con Antonino Danna. Abbiamo ascoltato anche con Antonino Danna leggere i giornali, parlare proprio di una famiglia e di una moglie del presidente Joe Biden che è vicina al presidente. Una famiglia del presidente Joe Biden che lo sta esortando a restare in corsa e a continuare a combattere nonostante il disastroso andamento del dibattito della scorsa settimana, anche se alcuni membri del suo staff avrebbero espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all'evento da parte del suo staff. Hanno detto persone vicine alla situazione, quindi alcuni membri dello staff si criticano fra loro. Lo riporta il New York Times: Biden si è riunito con la moglie, i figli e i nipoti a Camp David mentre cercava di capire come tenere a freno l'ansia che sta dilagando tra i democratici. Sebbene i suoi parenti fossero consapevoli della brutta figura nel dibattito contro l'ex presidente Donald Trump, avrebbero tranquillizzato Biden di essere ancora in grado di servire il paese per altri 4 anni. Quindi la famiglia garantisce che il padre, quindi il padre famiglia, può servire il paese per altri 4 anni.
Biden, ritornando alla notizia di Agi, Biden avrebbe sollecitato idee da parte dei consiglieri su come procedere e il suo staff ha discusso se dovesse tenere una conferenza stampa o sostenere interviste per difendersi e cambiare la narrazione, ma nulla sarebbe stato ancora deciso. La campagna ha programmato per lunedì quella che potrebbe essere, quindi oggi, essere una discussione critica con il Comitato Finanziario Nazionale per calmare i nervi e abbassare la temperatura. Una delle voci che avrebbero implorato Biden a resistere alle pressioni per ritirarsi, riporta il New York Times, sarebbe stata quella del suo figlio Hunter Biden. Ricordiamoci, il figlio Hunter Biden, questo è una parentesi che mette il sottoscritto Matteo De Sio. Il figlio Hunter Biden è il figlio che aveva il portatile con tanti segreti di Stato, è il figlio che ha comprato le armi mentendo sul suo passato da tossicodipendente, quindi violando la legge federale, per cui il figlio è stato anche condannato. Quindi quando Biden nel dibattito parlava di un Trump convicted felon, doveva anche specificare che anche il figlio in teoria è un convicted felon, scusate per la pronuncia. Un Hunter Biden che quindi anche per cercare probabilmente di salvarsi con le possibili pressioni che non possiamo neanche immaginare che un presidente degli Stati Uniti possa poi applicare sul sistema giudiziario. Addirittura Trump parlava proprio di un Joe Biden, di un presidente Joe Biden che sfruttava la sua influenza per mettere in difficoltà il candidato alle presidenziali del Partito Repubblicano Donald Trump, grazie quindi al suo potere da presidente. Altri membri della famiglia avrebbero cercato, tornando alla notizia, di capire come poter essere d'aiuto. Almeno uno dei nipoti del presidente ha espresso interesse a essere maggiormente coinvolto nella campagna, magari parlando con degli influencer sui social media. Tutta la famiglia è unita, spiega una fonte, che assicura il presidente non si ritirerà dalla corsa e non ha discusso di farlo. Quindi uno vota Joe Biden per votare poi tutta la famiglia. Gli ultimi sondaggi, tornando alla notizia, cresce il numero degli elettori negli Stati Uniti che pensa che il presidente in carica Joe Biden sia in uno stato di salute mentale che lo renda in grado di candidarsi nuovamente. Secondo me c'è un errore nella notizia, perché tutte le notizie che ho letto durante la settimana al massimo era il contrario, ovvero cresce il numero di persone, almeno direttamente dagli Stati Uniti, che dicevano tutti i giornali, cresce il numero di persone di elettori che pensa che Joe Biden non abbia lo stato di salute mentale adatto per candidarsi nuovamente. Continuiamo la notizia invece di Agi. Una rivelazione effettuata alla CBS, una rete televisiva importantissima negli Stati Uniti, dopo il dibattito TV della scorsa settimana con Donald Trump, stima che il 72% del campione di elettori registrati non ritenga Biden in stato di salute mentale idoneo per guidare gli Stati Uniti. Quindi il campione comprende molti elettori democratici. Tra le preoccupazioni elencate lo stato di salute, la decisione che potrebbe prendere qualora venisse rieletto, la sua abilità nel condurre effettivamente la campagna elettorale. Sì, perché non so se avete avuto l'opportunità, potete vederlo tranquillamente su YouTube, per fortuna, gratis, il dibattito presidenziale. Biden aveva anche difficoltà a pronunciare le frasi, addirittura a formare dei concetti coerenti, nonostante le domande fossero poi su temi trattati più volte, su temi che il presidente ovviamente conoscevano entrambi, e più volte il presidente ha preferito anche insultare molto più di Donald Trump, che viene descritto come una personalità aggressiva. Ha insultato anche lui più volte personalmente Joe Biden durante la campagna elettorale, chiamandolo crooked, quindi corrotto, ma un Donald Trump che che il confronto, scusate, di Joe Biden è sembrato più mansueto sotto quell'aspetto lì durante il dibattito presidenziale.
Una notizia di Agi è legata proprio alla Francia, la destra di Le Pen avanti in Francia, appello di Macron per un blocco repubblicano. Inizia una settimana lunghissima che si concluderà con il secondo turno delle legislative. I centristi del presidente e la sinistra del Nuovo Fronte Popolare cercano punti di convergenza e oltre 160 candidati già eletti si sono ritirati per fare barrage contro il partito della Le Pen. Quindi l'estrema destra di Rassemblement National di Marine Le Pen, guidata dal giovane Bardella, si impone in Francia al primo turno delle elezioni legislative e potrebbe andare al potere per la prima volta nella Quinta Repubblica. A tarda notte arrivano i risultati ufficiali del Ministero dell'Interno. Con il 33,1% dei voti, il Rassemblement National e i suoi alleati sono in vantaggio sulla coalizione di sinistra radunata nel Nouveau Front Populaire, NFP, che ha ottenuto il 28% invece dei consensi. Più indietro, sul terzo gradino del podio, c'è lo schieramento del presidente Emmanuel Macron e anche del primo ministro in questo momento, che si è fermato al 20%. I repubblicani a destra, quindi quelli legati al centrodestra, che non hanno stretto un'alleanza con il partito di Marine Le Pen, per questa chiamata alle urne si sono attestati al 10%. Vedremo se al secondo turno invece vorranno unirsi al partito di Marine Le Pen. Questo è un mio inciso, anche perché sarà importante sperare poter ottenere finalmente una presidenza perlomeno di primo ministro. Dopo il risultato, tornando all'articolo, dopo il risultato del primo turno, il partito di Marine Le Pen è già certo di 37 seggi, invece il Nouveau Front Populaire, il partito quindi di sinistra, di 32 seggi, è certo, e invece il partito del presidente di circa 2 seggi, cioè, no, senza circa, di 2 seggi. Continuando la lettura dell'articolo, Macron ha scelto di tornare alle urne 3 settimane dopo il voto per le elezioni europee che hanno certificato l'avanzata delle destre con lo scioglimento anticipato dell'Assemblea nazionale a soli 2 anni dalla sua precedente elezione. Vista l'importanza e la posta in gioco, la tornata elettorale è stata caratterizzata da un forte aumento dell'affluenza, arrivata al 66,7%. Ora nel campo progressista è partito il gioco delle rinunce per favorire i candidati più capaci di battere l'estrema destra, con la combinazione tra le sinistre e i macroniani in cerca di un'intesa per un'eventuale maggioranza di larghe intese. Barrage contro la destra. Per essere eletto al primo turno alle legislative francesi, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi. Accedono al secondo turno tutti i candidati che hanno ottenuto il 12,5% dei voti degli iscritti alle liste del collegio, con possibilità di ballottaggi triangolari. E invece in Inghilterra hanno un sistema elettorale diverso, ovvero chi vince prende tutto. Detto volgarmente, ovvero l'importante è avere la maggioranza dei voti, avere un voto in più rispetto all'avversario politico. Quindi anche qui vi è una differenza rispetto al resto delle democrazie o delle monarchie costituzionali, dei parlamenti quindi in Europa. Tra l'altro tutto particolare quello che succede in Francia. Ripetiamo, accedono al secondo turno tutti i candidati che hanno ottenuto almeno il 12,5% dei voti degli iscritti alle liste del collegio, con possibilità di ballottaggi triangolari. Il secondo turno è in programma domenica prossima, a luglio, ma la riconfigurazione finale dell'assemblea dipenderà molto dalle dinamiche che si verificheranno in questa settimana tra eventuali ritiri e indicazioni di voto in ogni circoscrizione. Le Monde riferisce che sono già 169 i candidati che sono passati al secondo turno delle elezioni legislative in Francia e che si sono ritirati per fare barrage contro i candidati del partito di Le Pen. Secondo il conteggio del giornale, alle 17 risultano ritirati quindi 169 candidati, 122 sono della sinistra del Nuovo Fronte Popolare, 48 del blocco macronista e uno dei repubblicani. Bardella verso la coabitazione, come parlavo in precedenza nella rubrica, intendo essere un primo ministro di coabitazione rispettoso della Costituzione e della carica del Presidente della Repubblica, ma senza compromessi sulle politiche che attueremo al servizio della Francia, annuncia Bardella subito dopo il voto. In caso di maggioranza assoluta per i lepenisti all'Assemblea, al termine del secondo turno, si è collegato l'ospite, quindi
ci colleghiamo subito con l'ospite, che ringraziamo della sua presenza. Ah, ok, prima il jingle, mi dicono dalla regia. Qui Parlamento. Ok, quindi ringraziamo della presenza l'onorevole. Ringraziamo. Mi sente? Forte e chiaro. Perfetto, Buonasera, perfetto. buonasera agli ascoltatori. Grazie. Buonasera a lei. Volevamo parlare del DL Coesione e perché il DL Coesione, come anche abbiamo visto anche come l'autonomia differenziata, non sono quindi misure che danneggiano il Sud Italia, ma sono una delle tante misure che la Lega, che un tempo veniva descritta come un partito solo dedicato al Nord Italia, è una delle tante misure che la Lega cerca di attuare per il Mezzogiorno e per i giovani del Mezzogiorno. Guardi, per il Mezzogiorno e non solo per il Mezzogiorno, il DL Coesione è un insieme di norme che intervengono sulla cabina di regia che gestisce i fondi per lo sviluppo e la coesione e lo fa per rendere efficace ed efficiente una delle voci della spesa pubblica più importanti nel nostro Paese. E dobbiamo considerare che da qui, in questa programmazione 2021-2027, le risorse a disposizione dello sviluppo e della coesione sono all'incirca, mal contate, tra i 130 e i 140 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di cifre che in tutto e per tutto sono equiparabili alle cifre del PNRR che servono per rilanciare la nostra economia. Il governo, il centrodestra, la Lega hanno preso contezza di un dato. Noi abbiamo nel corso degli ultimi decenni speso miliardi di euro di soldi pubblici e lo abbiamo fatto senza ottenere alcun risultato apprezzabile. I dati, che non diciamo noi come Lega, ma che sono racchiusi dentro tutti i rapporti a disposizione di tutti i parlamentari italiani, ma anche dei cittadini, ci raccontano di un paese che negli anni ha speso ingenti risorse, miliardi di euro, e miliardi di euro, senza riuscire a sviluppare efficacemente il Mezzogiorno e le aree, diciamo così, meno sviluppate del nostro paese. L'Italia, a livello europeo, è il paese che più di tutti soffre di un fenomeno che si chiama trappola dello sviluppo. Quindi investimenti fatti con soldi pubblici che non danno il ritorno atteso. I problemi sono tanti, i problemi hanno a che fare con una progettualità che è poco armonica con altre politiche, il finanziamento di tante cattedrali nel deserto, piuttosto che tanti rivoli di spesa su progetti che non sono progetti strategici. Ecco, noi andiamo a cambiare tutta questa governance perché siccome abbiamo davanti anni di politiche per lo sviluppo e la coesione, vogliamo partire col piede giusto e fare in modo che se spendiamo 1 euro, 100 euro, 1 milione di euro o 1 miliardo di euro siano innanzitutto risorse spese bene. Ecco, quindi questo è quello che noi andiamo a fare. E la sinistra sta vivendo in questo contesto un vero e proprio psicodramma, perché hanno finito una settimana scorsa di dire che avremmo spaccato il paese con l'autonomia differenziata, cosa falsa, come testimoniano gli interventi che hanno fatto i parlamentari del centrodestra, in particolare il nostro capogruppo Riccardo Molinari, che è stato esemplare su questo fronte, ma vivono lo psicodramma di chi ha detto una settimana fa che avremmo spaccato il paese e che invece questa settimana torna nella stessa aula a dire che noi facciamo politiche centraliste. Quindi qua questi hanno perso il lume della ragione. A settimana alterne facciamo politiche che spaccano il paese e la settimana successiva facciamo politiche centraliste. La verità è che quello che noi stiamo facendo si basa su una visione strategica del nostro paese, dove le risorse che vengono spese bene, i territori che riescono a spendere le loro risorse in modo efficace devono essere premiati. Lo saranno con l'autonomia differenziata e lo saranno anche con alcune norme che abbiamo messo nel decreto coesione, volute a suo tempo da un emendamento della nostra collega, l'onorevole Comaroli, e che prevedono che cosa? Le regioni che sanno spendere bene le risorse
potranno godere di particolari benefici, quindi lo Stato rimborserà le spese regionali, liberando risorse regionali per, ad esempio, migliorare i servizi socioassistenziali. Questo è uno dei tanti emendamenti che abbiamo presentato per migliorare questo testo, e comunque è un testo che al suo interno ha anche delle misure che riguardano l'occupazione. I dati sull'occupazione sono rassicuranti. Noi con questo decreto legge mettiamo 2 miliardi e 8 per sostenere l'occupazione nel centro e nel nord del paese e per sostenere l'occupazione nel sud del paese, e impieghiamo queste risorse anche per sostenere l'occupazione di giovani o meno giovani, donne, madri, lavoratrici. Sono misure, insieme alla decontribuzione mamme, che andranno a, diciamo così, di cui potranno beneficiare oltre 800.000 donne nel nostro paese. Ecco, quindi questo è un po' il quadro generale, e poi mi scuso se mi sono dilungato. No, anzi, la ringrazio perché è stata una spiegazione veramente, veramente chiarissima, una spiegazione che penso che anche i radioascoltatori abbiano capito benissimo. Quindi parliamo di un DL Coesione che aiuta tutti, sia giovani sia donne, aiuta un Sud a ripartire, un Sud governato soprattutto dalla sinistra, come anche la Toscana, no? Di cui lei fa parte, la Lega Toscana, certo. Anche. E stavo leggendo prima della diretta che lei auspica anche di avere un centrodestra unito per le elezioni in Toscana e poter avere delle primarie all'interno del centrodestra per decidere un governatore che vada bene a tutti, con un sistema quindi democratico. Sì, allora, noi in Toscana siamo uniti e lo siamo già a partire dal 2016, quando mettemmo in fila una serie di vittorie molto importanti, a partire dal comune di Cascina, che fu per noi un po' il cavallo di Troia, per poi arrivare alla conquista, lei pensi, di 7 capoluoghi su 10 della Toscana. Oggi il centrodestra, grazie all'unità, grazie a programmi seri, grazie ad amministratori capaci, governa 7 capoluoghi di provincia su 10. Ci rimangono 3 capoluoghi su cui non siamo riusciti effettivamente ancora ad incidere. E rimane la regione, che continua a essere governata da sempre dal Partito Democratico. Allora, noi abbiamo provato già più volte a espugnare questo che rimane uno degli ultimi fortini rossi nel nostro paese, e lo abbiamo fatto sempre con progetti seri e persone credibili. Il fatto è che il centrodestra ha raggiunto nel 2020, con la candidatura della leghista Susanna Ceccardi, il suo massimo storico. Siamo arrivati intorno al 41%. E però questo rimane l'elettorato che in Toscana vota centrodestra quando il centrodestra esprime i migliori candidati e i migliori programmi. E siccome questo elettorato è tale ed è rimasto tale nel corso degli anni e dei decenni, noi pensiamo, e questa è una decisione che ha assunto la scorsa settimana il direttivo regionale della Lega Toscana, noi pensiamo che per vincere in Toscana il centrodestra debba fare lo sforzo di parlare ad un perimetro che vada oltre l'elettorato di centrodestra. E allora, per parlare oltre questo perimetro, le strade sono 2. Fare accordi a tavolino con forze civiche o magari forze politiche che non stanno nel nostro perimetro politico, ed è un aspetto che noi, diciamo così, non vediamo esattamente come la migliore delle soluzioni, oppure coinvolgere in un percorso che vedrà l'individuazione del nuovo candidato alla Presidente della Regione, che vedrà nella redazione dei programmi provincia per provincia, coinvolgere i cittadini. E per farlo abbiamo pensato che le primarie all'americana, non le primarie come realizza il PD, per intenderci, ma le primarie all'americana, che noi nella nostra idea vorremmo chiamare libertarie, siano il modo più opportuno. Quindi una sorta di campionato dalla provincia più piccola della Toscana alla provincia più grande,
dove i campioni del centrodestra si misurano sulla base di idee, di progetti, di programmi e misurandosi vanno a definire il programma e vanno anche a rafforzare nell'elettorato complessivamente considerato anche il loro grado di conoscibilità. Quindi una cavalcata verso la vittoria. È una proposta che noi abbiamo sottoposto e sottoporremo alle altre forze politiche della coalizione, senza voler imporre nulla, ma cercando di dialogare, di trovare insieme le migliori strategie per vincere. Perché se noi riusciamo a dare il colpo di grazia al PD e alla sinistra in Toscana, noi ci assicuriamo la possibilità di governare questo paese a lungo, di farlo bene e magari diamo a un'opposizione degna di questo nome, che abbia qualche idea pragmatica e attuabile, magari anche di emergere, perché al momento l'opposizione in questo paese lascia un po' a desiderare. Perfetto, grazie. E ricordiamoci sempre, e penso che sia anche l'intento alla fine di lei e chi ha proposto con lei della Lega, che le primarie alla repubblicana, alla democratica, quindi all'americana, sono utilissime anche per mostrare il programma dei vari candidati ai cittadini. Penso che sarebbe importante, no? Penso che sicuramente l'avete pensato e sarete d'accordo anche in dibattiti, magari se non pubblici, comunque con la descrizione proprio dei vari programmi di ogni candidato del centrodestra. Sì, il senso delle primarie è proprio questo, è quello di coinvolgere i cittadini nella scelta dei candidati, ma soprattutto nella scelta dei programmi, perché ogni candidato è portatore di idee e secondo me per vincere in Toscana è necessario che queste idee trovino mediazione, trovino una sintesi non nelle stanze, nelle segreterie dei partiti, piuttosto fra la gente, nelle piazze, nelle convention pubbliche, in occasioni insomma quanto più trasparenti possibili. Questo perché la Toscana ovviamente è una regione particolare e secondo me ha bisogno di un percorso particolare. Perfetto. Grazie mille onorevole per le sue spiegazioni esaustive, molto esaustive, per suo anche il confronto con noi di Radio Libertà. A presto, si spera a presto. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie buon lavoro. Buon lavoro a lei. Buon lavoro a lei e il mio tempo sulle frequenze, sulle onde di Radio Libertà è finito. Vi aspetto personalmente il lunedì dalle 10 alle 10:30 in cui parlerò della rassegna stampa, farò una rassegna stampa ragionata direttamente dagli Stati Uniti, ma domani vi aspetterà invece Pier Vittorio Scimia sempre con filo diretto, sempre con una sua versione della rubrica per sostituire il grandissimo Antonino Danna, vincitore del microfono d'oro. Vi aspetto quindi il lunedì, ma vi aspetta la radio domani, sempre dalle 18 alle 19:40 con filo diretto. Grazie ancora per la compagnia, una buona serata.